Andrà in Brasile come fidei donum. Eh, Cosa le lasciano questi 7 anni di insegnamento al Barbarigo? Devo dire che per me è stata una grande opportunità, soprattutto di incontro con i ragazzi, nelle loro anche momenti di crescita, sicuramente nei dialoghi, negli scambi avuti in classe, ma anche magari poi che si protraevano nei corridoi o in altri momenti trovandosi lungo la strada ed è sempre stato un'occasione grande e bella per continuare a coltivare anche quanto si andava dicendo e magari alle volte anche qualche confidenza che veniva da parte loro, insomma. E cosa le lascia per l'esperienza che adesso lei va a iniziare? Penso anzitutto questo, il fatto che non si è mai finito di imparare, neanche da professore, e quindi c'è il desiderio in me di imparare certamente anche da questa nuova esperienza, soprattutto dai poveri, e penso che questo me l'abbia insegnato un po' anche gli studenti, si può imparare certamente anche da loro. Sono Don Michele Bagatella, sono nato a Conselve, ho 27 anni, sono diventato prete 2 anni fa, nel 2010, e ho fatto 2 anni di servizio nella parrocchia di Sant'Agostino di Albignasego, dove sono stato cappellano, non solo in quella parrocchia ma anche nelle 9 vicine, perché avevo l'impegno del vicariato. Quest'anno il vescovo mi ha chiesto di cominciare un'esperienza nuova in seminario minore, lì adesso sto cominciando a prendere un po' mano con la pastorale vocazionale, quindi seguirò tutti i ragazzi che hanno intenzione di entrare in seminario e adesso il vescovo oltre a questo mi ha chiesto anche di insegnare qui al Barbarigo, ho 4 ore, 2 alle medie e 2 alle superiori. Inizia una nuova avventura e quindi cominciamo volentieri. Le prime ore sono state le prime ore in tutti i sensi perché non avevo mai insegnato, mi ricordavo che cosa voleva dire essere alunno, adesso so che cosa vuol dire essere professore, non è tanto diverso all'inizio, la campanella fa lo stesso effetto e poi si comincia alla fine. Ciò che conta, insomma, mi pare che sia quello di essere un po' impegnati, insomma, sia per gli alunni ma anche per i professori, di essere preparati e soprattutto di avere quel po' di entusiasmo, insomma, da poter trasmettere a loro. Innanzitutto mi piacerebbe semplicemente che loro si appassionassero non tanto alla mia materia, ma si appassionassero anche all'essere e al venire a scuola. A volte è una cosa difficile, lo è stato per tutti, insomma, lo è stato anche per me. Però riconoscere qualche professore che ti dà fiducia e ti dà il sostegno anche per vivere bene un'avventura come quella scolastica, penso sia la cosa più importante, quindi basterebbe un po' di passione. E quello che loro mi possono dare, lo stanno già facendo, insomma, nel loro essere loro stessi, nel mettersi in discussione, nell'essere anche provocanti, e possa essere questo, insomma, il cammino per quest'anno.